Tagli ai comuni e stop alla stabilizzazione dei precari in Sicilia. Semaforo verde all'assunzione di 500 docenti. I dettagli, Gloria Scafè. I tagli che i comuni stanno subendo non consentono di portare avanti i piani di stabilizzazione. I sindaci interrompono le procedure stabilite con la regione, dunque stop ai provvedimenti che avrebbero garantito il posto fisso ai circa 18.000 contrattisti degli enti locali. Ai precari inoltre è stato bloccato il pagamento dall'assessorato del lavoro causa patto di stabilità sforato. E come ciliegina sulla torta, 41 comuni siciliani rischiano di vedersi tagliati i propri finanziamenti. Nell'Agrigentino sono Campobello di Licata, Canicattì, Menfi e Ravanusa. In questo quadro che si colora di toni molto cupi, una nota positiva riguarda il settore della scuola. In Sicilia saranno assunti oltre 500 docenti, conseguenza di 2 annunci del ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Il primo riguarda la convocazione per il 2015 di un nuovo concorso a cattedre per 17.000 docenti. L'altra novità riguarda 7.000 aspiranti professori, che pur essendo vincitori nel concorso 2012 non hanno ottenuto la cattedra. Si tratta di una vera e propria sorpresa dovuta al fatto che gli 11.000 vincitori di cattedra del 2012 a livello nazionale sono stati già assorbiti. Il nuovo concorso, ha precisato il ministro, si terrà nella tarda primavera 2015 per permettere anche ai nuovi abilitati del secondo ciclo TFA di poter partecipare. I risultati del nuovo concorso li avremo quindi in tempo utile per l'immissione in ruolo nell'estate 2016, per l'anno scolastico 2016-2017.